Nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo il presidente della Magnifica Comunità di Cadore, professor Renzo Bortolotti, sindaco di Zoppè e appassionato di organi antichi. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Innanzitutto, per coloro che non sono cadorini, cos'è la Magnifica Comunità di Cadore? La Magnifica Comunità di Cadore è l'ente storico che rappresenta l'unità e l'identità dei cadorini. Dico un ente storico perché ha praticamente 700 anni di vita. I suoi statuti risalgono al 1338 e di fatto fino alla invasione napoleonica di fine 700 è stato l'organo di governo, l'ente di governo dell'intero Cadore. Tutto passava per il palazzo storico, dalle decisioni amministrative alla giustizia, a tutto quello insomma che serviva per tenere insieme un territorio così importante, con degli statuti di autonomia che anche quando il Cadore è entrato a far parte della Serenissima Repubblica di Venezia, stiamo parlando del 1420, quest'anno sono proprio 600 anni, la stessa Repubblica ha riconosciuto, di fatto eravamo parte della Serenissima, ma con la nostra autonomia di governo. A fine 800, poi, dopo il periodo napoleonico, dopo il periodo dell'impero austro-ungarico, la Magnifica si ricostituisce grazie all'impegno di alcune personalità dell'epoca e ai comuni che hanno voluto rimettersi insieme allora per gestire un patrimonio comune anche diciamo di boschi e di altre proprietà che altrimenti sarebbe risultato indiviso fra tutti i vari nuovi enti che nascevano allora. Si parlava dunque dell'unione di Venezia con il Cadore. Oggi quest'anno sono 600 anni. Nel 1420, per decidersi a fare questo passo, la voce popolare dice che c'è stato l'aiuto dello Spirito Santo, perché i rappresentanti delle regole si sono trovati nella chiesa di Santa Trinità a valle e hanno atteso lo Spirito Santo per decidere, è vero? Io non c'ero allora, ma posso immaginare che lo zampino, lo stesso, sì. che lo zampino ci sia stato. No, devo dire che è stato un matrimonio di interesse da entrambe le parti, perché dobbiamo pensare che in quel momento Venezia si stava allargando col dominio sulla terraferma e che aveva bisogno di creare delle zone cuscinetto con l'impero. Di fatto il Cadore era una cerniera allora, non un confine chiuso, non lo è mai stato, una cerniera di collegamento fra l'impero e la Repubblica di Venezia e anche al Cadore conveniva avere uno Stato forte alle spalle che lo difendesse comunque. Quindi c'è stata una trattativa importante e da una parte appunto il riconoscimento degli statuti di autonomia che sono rimasti fino allo scioglimento napoleonico di fatto, il fatto di non dover pagare le tasse a Venezia, di non dover servire in armi la Repubblica, cioè i cadorini avevano il compito di difendere i confini del Cadore, non potevano per statuto uscire dai loro confini in armi, ma nello stesso momento Venezia ha ricevuto dei benefici, pensiamo ai boschi, al legname, a tutto quello che c'era dal punto di vista commerciale. Esiste ancora oggi un grande bosco ad Auronzo di Cadore, che è la foresta di Somadida, si chiama proprio Bosco di San Marco, perché la stessa Magnifica allora lo donò alla Repubblica. E un altro fatto che chiaramente si richiama a Venezia è la battaglia di Grosseto. Sì, ci sono stati diversi episodi. La battaglia è avvenuta 100 anni dopo, circa all'inizio del 500. È stato un momento in cui l'imperatore Massimiliano cercava di allargare i suoi confini, c'è stato lo scontro con Venezia. Questo scontro c'è stato anche in Cadore, appunto la battaglia di Russeco è uno dei simboli di questo attrito che c'è stato allora. Peraltro in pochi anni, una volta hanno vinto i veneziani e i cadorini, una volta sono stati invasi invece dall'impero, insomma, ecco, dai soldati dell'impero.
Quello forse è stato l'episodio più cruento. Si racconta che correvano ruscelli di sangue in quella zona, quindi veramente deve essere stata una cosa molto, molto sentita e molto cruenta. Ma insomma, devo dire che se noi guardiamo con uno sguardo più ampio, vediamo che, come dicevo prima, di fatto, al di là di questi episodi, la collaborazione e gli scambi commerciali ci sono sempre stati da una parte e anche dall'altra. Lei diceva prima che c'era stata l'esenzione delle tasse, no? Sì. Però quando Venezia ha messo in forse questa esenzione, i cadorini hanno inventato quella che è diventato il tricolore poi, ancora prima di Reggio Emilia. Beh, diciamo che ci è stata tramandata in questo modo, in effetti. Mi pare fosse nel Settecento che Venezia aveva un momento di problema finanziario, di bilancio, e ha cercato di imporre tasse anche dove c'erano gli accordi invece che non avrebbe potuto. C'è stata una mezza rivolta allora, perché i cadorini sono andati giù in delegazione in laguna a far rispettare i patti. Esiste ancora oggi questa bandiera tricolore in Magnifica Comunità e si dice che parta da allora. Io non sono uno storico, non posso confermarlo, ma insomma è bello pensare che sia così. Certamente, e i cadorini sono fieri di questo discorso qua, tra l'altro. Come no, come no. Ecco, e la Magnifica oggi che cos'è? La Magnifica, dopo la sua ricostituzione appunto a fine Ottocento, ha perso il suo ruolo di ente di governo, di fatto, ma rappresenta ancora oggi invece un simbolo forte dell'unità del Cadore. È un ente storico-culturale, diciamo che la gran parte della sua attività si svolge appunto in ambito culturale, con diverse iniziative che tutti gli anni organizziamo, ma ciò non toglie che sia un ente ancora molto sentito dai cadorini. Io faccio sempre l'esempio: quando i comuni, che sono oggi 22 i comuni che raccoglie la Magnifica, quando i sindaci hanno un problema che non è quello del singolo comune, ma è un problema un po' più ampio, si ritrovano ancora oggi attorno al tavolo del Salone della Magnifica Comunità. Quindi, al di là dell'aspetto formale, quindi non abbiamo in questo momento un formale incarico, ruolo di governo, ma di fatto ce l'abbiamo perché la gente, i cadorini, lo riconoscono ancora oggi. Lei è stato rieletto quest'anno per la terza volta, al terzo mandato praticamente, e si è presentato con un documento programmatico molto consistente. A che punto siamo con la sua realizzazione? Sono pochi mesi, perché la rielezione è avvenuta a novembre, c'è stata anche questa brutta interruzione un po' di tutte le attività dovuta alla particolare situazione che stiamo vivendo tutti. Però devo dire che in quel documento, d'accordo con il Consiglio che l'ha votato all'unanimità, ricordo che il Consiglio ha all'interno i rappresentanti di tutti e 22 i comuni, più altri 6 consiglieri tecnici e l'arcidiacono del Cadore. Il Consiglio, dicevo, l'ha approvato all'unanimità, sottolineando il fatto che abbiamo voluto inserire un programma molto ambizioso, ma fra questi, devo dire, un progetto di rigenerazione territoriale, di ricerca della costruzione di un possibile futuro per il Cadore. Il nostro orizzonte è il 2030, sapendo che in questo periodo ci saranno dei avvenimenti internazionali molto importanti che andranno a interessare il Cadore direttamente o indirettamente. Pensiamo ai mondiali di Cortina, che probabilmente adesso saranno spostati nel 2022, scusate, i mondiali di canoa di Auronzo di Cadore nel 23, ma ancora di più le Olimpiadi del 2026. Ecco, noi vorremmo arrivare a questo appuntamento con le Olimpiadi pronti a presentare un Cadore nuovo, rigenerato, sostenibile, che possa proprio rappresentare possa presentarsi al mondo, perché sarà una vetrina internazionale, come una terra di montagne, di dolomiti altamente sostenibili. Per far questo, e non è facile, abbiamo iniziato un percorso proprio in questo periodo
che verrà via via allargato. In questo momento siamo ancora all'interno della Magnifica e abbiamo allargato a un'assemblea di persone che ci possono dare una mano su questo, ma in questi mesi che ci separano dalla fine dell'anno, questo progetto andrà via via allargandosi, cercando di coinvolgere prima i portatori di interesse delle varie categorie che formano il tessuto sociale del Cadore, imprenditori, terzo settore, la Chiesa, le istituzioni, per poi arrivare a fare un grande evento in autunno che possa già dare visibilità al Cadore. Ripeto, siamo consapevoli che è un percorso difficile, non sarà facile coinvolgere, ma siamo anche convinti che è una sfida che la Magnifica Comunità, ma in primo luogo i cadorini, devono saper cogliere, perché avere una visione e quindi progettare un futuro è proprio il momento adatto, è questo qua. Ne siamo assolutamente convinti. Tutti ci dicono che dopo del virus non sarà più come prima, ma siamo noi che dobbiamo decidere come sarà. E quindi io veramente farò un appello, lo sto facendo in queste settimane ai cadorini, perché si sentano tutti coinvolti a immaginare, a costruire un Cadore del futuro. Allora c'è la possibilità di riportare l'amministrazione del territorio in linea orizzontale invece che verticale, come sostiene Annibale Sassa? Sarebbe bene. Poi sapete, noi viviamo in montagna, orizzontale, verticale, noi abbiamo i pendii, no? Sì, 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 sì. Ma allora io credo che ci sia la necessità di un'alleanza orizzontale che in qualche modo coinvolga tutte istituzioni, come dicevo, imprese. Abbiamo imprese importanti ancora sul territorio. Tutti pensiamo che con la crisi dell'occhialeria il Cadore si sia impoverito dal punto di vista industriale, ma guardate che abbiamo un'altissima percentuale ancora di lavoratori in questo settore e abbiamo imprese molto attive, ma molto attive anche in modo moderno, proprio dal punto di vista della sostenibilità. E quindi questo è un nostro punto di forza. Ma poi c'è la necessità di avere anche una linea verticale per avere i contatti con l'esterno. Io ne sono assolutamente convinto. All'interno di questo progetto coinvolgeremo, lo stiamo facendo, la Regione, la Camera di Commercio, la provincia, cioè non possiamo essere in un recinto chiuso. Noi abbiamo la nostra identità, dobbiamo saperla valorizzare, dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi delle nostre potenzialità, ma sappiamo che oggi non è possibile rinchiudersi, bisogna continuare a dialogare e dialogare sempre di più con l'esterno per creare alleanze anche verso l'esterno. Buttare a terra i muri che ci sono. Ah, ce ne sono tanti, ma più che altro ci sono muri mentali, sa? Mentali, sì, questo è vero. Ecco, la Magnifica gestisce da sempre delle biblioteche meravigliose, delle strutture altrettanto bellissime, dalla casa di Tiziano al MARC, il Museo Archeologico Cadorino. Sì. Come sono oggi questi? Sono fruibili dopo il Covid? Allora, stiamo prendendo le misure, nel senso che a giorni riapriremo il MARC, cioè il Museo Archeologico, che lo ricordo è uno dei musei più importanti del Veneto per quanto riguarda appunto i Veneti antichi, quindi parliamo insieme ad Altino, ma a quello di Este anche. E è un po' un fiore all'occhiello del territorio, che rimanda anche a visitare il territorio, giustamente. Con Casa Tiziano anche per fine mese siamo pronti. Abbiamo dovuto naturalmente seguire un po' tutte le procedure che in questo momento stanno un po' stringendo le fila, ma direi che ci siamo preparati bene e quindi con tutte le precauzioni del caso ci sarà la possibilità di visitare ancora questi nostri tesori. Ricordo anche che appunto con l'occasione dei 600 anni della ricorrenza della dedizione del Cadore con Venezia avevamo in mente una grande mostra per l'estate, con opere importanti vecelliane, non solo di Tiziano. Abbiamo dovuto rimandarla al prossimo anno, ma non di meno a Casa Tiziano, come ormai tradizione in questi ultimi anni, porteremo un paio di opere importanti, quindi sarà una cosa più ridotta, ma nella sede suggestiva della casa natale del nostro grande pittore, due quadri che fanno parte del patrimonio della Magnifica Comunità, sono quadri cinquecenteschi della famiglia Vecellio,
che sono in questo periodo in restauro e saranno una sorpresa veramente per tutti, perché il restauro sta dando una nuova luce alle due opere e sono state scoperte diverse cose che negli ultimi anni forse si erano dimenticate. Quindi l'occasione ci sarà anche quest'anno per visitare i tesori del Cadore. Rimaniamo nell'ambito della famiglia Vecellio. Forse gli italiani non sanno che se oggi la moda è talmente famosa nel mondo, e il Made in Italy lo stesso, si deve a un certo Cesare Vecellio che ha fatto il primo libro di figurini. È Sì. così o no? Come no. Cesare Vecellio, uno di due quadri peraltro è suo, e rappresenta proprio la dedizione del Cadore a Venezia, quindi un quadro molto simbolico. E Cesare Vecellio non era solo un bravo pittore, ma come dice lei, ha forse fatto il primo catalogo dei costumi, dei vestiti europei dell'epoca. Quindi stiamo parlando del Cinquecento inoltrato, e ancora oggi è un libro che crea stupore. Ce n'è sicuramente una copia anche in Cadore, ma in giro per il mondo ancora qualche copia c'è. E veramente è un libro molto particolare, ma che forse ha dato il là all'avvio della moda made in Italy, per così dire. Sì, sì. Ma non solo, anche la biblioteca, quella di Piloni. Sì, ci sono copie anche giù a Belluno, Anche giù, effettivamente. certamente, Sì, certamente. certo. Una che abbiamo vicino alla fine, ormai sono 15 minuti, un'intervista, se no stufa quelli che la seguono. Speriamo di no, dai. No, anche perché stiamo cercando di sollecitare degli argomenti che non sono conosciuti. Nel Veneto non sono conosciuti, perché se noi ci rendiamo conto che quando passiamo la galleria di Vittorio Veneto, il mondo cambia anche nella conoscenza del Cadore, anche se Venezia, una parte di Venezia è a Cadore e né più né il testimone come il testimone chiede. Ecco, questo discorso. No, il discorso è, fra poco ci saranno le elezioni regionali. Quali sono le attese del Cadore nel rinnovo del Consiglio regionale? Le attese del Cadore, io credo che in generale la provincia di Belluno richieda un'attenzione particolare, come tutta la montagna veneta, che rispetto alle grandi città di pianura è sicuramente in sofferenza. Io credo che insomma in generale la montagna veneta si aspetti un'attenzione particolare nella prossima legislatura, se vogliamo che questi territori continuino a essere abitati. Sappiamo che il tema dello spopolamento è particolarmente sentito, non solo in Cadore, ripeto, in generale nella montagna veneta, e credo che sia un dovere, ma insomma io spero proprio che le elezioni possano in qualche modo dare indicazioni anche in questo senso, sia un dovere della regione in qualche modo cercare di trovare delle soluzioni. Non c'è bisogno di assistenzialismo, guardate, ma intanto di far rendere coscienti gli abitanti della montagna di quelle che sono le loro potenzialità, e dall'altro in qualche modo agevolarli, perché non possiamo nasconderci che via via il depauperamento dei servizi che c'è stato in questi anni, un po' dappertutto nelle zone di alta quota, fa in qualche modo molte difficoltà alle famiglie, specialmente ai giovani. Quindi dobbiamo cercare delle soluzioni insieme anche, non dico mica che si debba essere solo la regione, ma insomma credo che sia necessario trovare delle soluzioni per in qualche modo rendere attrattivi questi territori. Ma guardate, anche lo stesso progetto che stiamo portando avanti va in questa direzione. Dopo cercheremo di trovare anche noi delle soluzioni. Certamente le collaborazioni che ci possono essere anche con la regione che verrà, noi auspichiamo che portino delle certezze maggiori. Potrebbe essere l'attuazione della legge 25 del 14? Oddio, quella è una norma che la regione stessa ha approvato e che è rimasta un po' nel limbo. Parliamo appunto della specificità della provincia di Belluno, no? Sarebbe bene riprenderla, sicuramente. Cioè, credo che eleggere tutti... qualcuno che la faccia riprendere. Ma è un po' difficile dirlo adesso, nel momento delle
delle campagne elettorali tutti ci diranno che la No, faranno d'accordo, ma riprendere. ci vorrebbe una persona che si proponga per portare avanti. No? Insomma, io spero che sia più di uno, perché una persona da sola non ce ne farà. Io spero che sia un tema sentito nel nuovo Consiglio regionale e che possa essere ripreso e attuato. Ripeto, è una legge che ha approvato lo stesso Consiglio regionale. Perciò si domanda solamente di far attuare quello che ha deciso uno, insomma. Beh, solamente è una parola riduttiva. Direi che se riuscissimo ad avere questo avremmo fatto bingo, come si dice. Sì. Professore, io la ringrazio, non abbiamo tempo di parlare degli organi storici, ne parleremo una seconda volta, No? quando lei presenterà il programma per l'estate degli organi storici. Benissimo. Allora ne parleremo senz'altro, perché so che è un argomento che lei ci tiene, ma anche ai cadorini serve per riaffermare la loro identità e la loro grandezza storica per quanto riguarda la cultura. Professore, Benissimo. Grazie, arrivederci e speriamo che il Covid diventi un ricordo e il resto è anche un'opportunità. È un'opportunità, su questo sono d'accordo con lei. Benissimo, grazie a tutti. Buonasera.